Chiusura ieri nella chiesa San Vito di Favara dei festeggiamenti di Santa Rita da Cascia. Un nutrito gruppo di fedeli ha partecipato alla solenne celebrazione eucaristica animata dalla corale polifonica Jerusalem Pino Russello. Nel giorno liturgico della suora agostiniana, nella parrocchia guidata da Don Diego Acquisto, è oramai tradizione che il primo cittadino pro tempore della città rivolga alla Santa una preghiera speciale per Favara. È stato un continuo fiume di gente dalle prime ore del mattino, dalle 8, che si è riversato qui in chiesa da tutte le parti della città, così come da alcuni anni a questa parte, ma mi pare che quest'anno ancora la partecipazione sia aumentata, sia per fare il cosiddetto viaggio a Santa Rita, il viaggio devozionale, sia a partecipare alle 3 messe che oggi sono state celebrate qui nella chiesa di San Vito, ultima questa, anche questa affollatissima. Il momento fondamentale poi oggi è stato alla conclusione l'animazione da parte della corale Jerusalem Pino Russello, la mostra fotografica di arte sacra qui nella antistante piazza di San Vito e poi la preghiera che il sindaco ha rivolto alla Santa invocando un nuovo clima di collaborazione per il bene comune. Naturalmente non potevano mancare neanche gli ex voto dei fedeli che, in segno di riconoscimento alla Santa per una grazia ricevuta, indossano gli abiti talari. La promessa è che ogni anno noi saremo vestite, io che le gemelline, e la mamma ancora ha la promessa che deve andare a Cascia poi, ma ogni anno veniamo a Palermo, in qualsiasi posto ci sia un gruppo di preghiera in chiesa. Sino a che sarò in vita porterò il giorno di Santa Rita il vestito, sia io che le gemelline. Le mie bambine sono devote e saranno vestite ogni anno fino a quando sarà possibile. Nel piazzale antistante alla chiesa, la mostra di pittura allestita dagli allievi dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità. Sono gli allievi dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità. Ecco, noi ogni anno nel contesto della festa di Santa Rita partecipiamo con questa collettiva di pittura che sono frutto dei lavori che gli allievi organizzano e realizzano per l'occasione. Sono state esposte delle opere pregevoli, ma non è la prima volta quest'anno che si fa questa mostra, ormai sta diventando una consuetudine e i migliori talenti favaresi si cimentano e quest'anno io ho voluto anche premiarli dando un attestato di partecipazione a tutti qui a conclusione, prima della benedizione solenne delle rose, come avete visto con quanta gioia tutti i fedeli hanno accolto questa benedizione innalzando la rosa verso l'alto e cantando l'inno a Santa Rita. Ecco, prima di questo momento ho consegnato gli attestati di partecipazione alla mostra di pittura.